C'è il fischio del direttore di gara per la battuta della punizione. Era uno schema tra Troia e Parrino, non è funzionato bene. Attenzione a Parrino che va subito a calciare e la mette dentro. Sono passati circa 2 minuti. Passa a condurre l'ATF con Parrino. Ancora per il numero 22 Testa che propone il cross. La conclusione subito e l'intervento a mettere in calcio d'angolo da parte di Verdicaro. Camilleri. Verticale, Troia di prima, Mancuso, Sarro, Sistori al limite, Sistori, destro di Sistori, palla che esce fuori, non di molto, gioca bene l'ATF. C'è spazio per Cangemi che può ricevere sulla sinistra, arriva quasi sul fondo Cangemi, propone il cross, Mancuso controllo e girata! Mancuso per il 2-0 dell'ATF, ma qui l'ha costruita benissimo la squadra di Marcoccio che raddoppia e ancora Mancuso. Scarico su Barbarà, poi ancora Pilo che la tocca sul filo del fuorigioco, Albanese! La accorcia subito con il suo numero 11 che proprio poco dopo il gol del 2-0 aveva cercato di suonare la carica, lo fa anche con i fatti, col gol del 2-1. Colpo di testa a prolungare di Parrino, poi altra palla giocata in avanti, c'è sempre Albanese, un filo del fuorigioco, Albanese! Sopra la traversa, che le ributta in mezzo. Poi pallone allontanato da Bonsignore, sui piedi di Parrino, controllo e destro! Fuori di poco il tentativo di Parrino. La palla lunga, poi attenzione all'inserimento di Mancuso, la sterzata di Mancuso con Corsale, Mancuso! La parata di Peri con i piedi ad evitare il 3-1. Mancuso. Controllo e dribbling, riesce anche a tenere il pallone in campo, poi Bonsignore protegge, ma è più bravo Mancuso che mette in mezzo il pallone, Parrino con la deviazione col braccio e calcio di rigore per la TF. Parte Parrino, arriva ma non la prende Peri, 3-1 per la TF, doppietta di Parrino. Spazza anche la Padula, poi colpo di testa di Galluzzo che però favorisce Troia in aria, Troia 4-1, cala il poker l'ATF, segna anche Troia nel pieno del recupero, allunga la squadra di Marcoccio sul 4-1. Qui buona la chiusura di Schiazzano, poi perde palla in maniera banale l'ATF, allora prova a partire Vinci, posizione regolare per Vinci che calcia, attraversa tutto lo specchio della porta, non arriva Albanese e palla lanciata in avanti, posizione giudicata regolare quella di Albanese che corre, Albanese. Uno sguardo al centro dove c'è Mazzola che prova ad arrivare, Mazzola col tiro, Verdicaro apre le ali e vola a destra e nega il gol agli avversari. Con la squadra di Ciaculli spaccata in due, sono 4 nella metà campo avversaria, arriva il 5-1 con la Padula che è bravissimo ad inserirsi, il numero 5 per il gol numero 5 dell'ATF. Con il tocco di Troia, l'avanzata di Sarro, apertura dall'altra parte per Manzella. Manzella va a puntare, serie di finte, Manzella col sottosuolo, ancora Manzella, serie di finte, Manzella! Meritava miglior sorte questa giocata di Manzella, palla fuori. Già battuta, attenzione all'inserimento di Albanese sull'uscita. Da parte di Verdicaro, 5-2, doppietta. Solo Mazzola e poco altro nei Ciaculli. Rischia qualcosa, poi giocate in avanti a vuoto Pisano. E allora c'è la corsa da parte di Baiamonte che va a mettere in mezzo il pallone. Qui se lo divora Albanese davanti al portiere. Tanta attenzione alla palla in verticale per Mazzola che la tiene in campo, resiste anche e calcio di rigore. Fischia già l'arbitro. Mazzola contro Verdicaro. La rincorsa di Mazzola che va col destro, spiazza Verdicaro e 5-3. Scende a -2 adesso il distacco. Ancora pallone in verticale con l'avanzata di Giovanni Parisi. Il cross di Baiamonte, poi non trova il gol da pochi passi Albanese. Dai Ciaculli, qui sembrava ancora in fuorigioco. Albanese che recupera il pallone, Albanese, l'uscita di Verdicaro, Albanese riesce a spazzarla sul palo incredibilmente la Padula ed evita il gol del 5-4.